nostra regione. Quindi tutti insieme facciamo un applauso e chiamiamo sul palco per i saluti istituzionali il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, l'avvocato Mario Andri. Fatevi sentire un po' di più così vi sentiamo. Buonasera a Mario Andri, il vicepresidente della regione. Buonasera e benvenuti. C'è un cielo dove si cominciano a intravedere soprattutto a ponente le prime stelle sopra di noi, e intorno a noi i colori dopo il tramonto illuminano di nuovo la villa, le sue barchesse e le sue esedre. E fra poco ci sarà la musica, i profumi, i sapori, e soprattutto c'è il piacere di stare assieme, quel caro, sano, vecchio piacere di stare bene assieme. Questi sono gli ingredienti principali di questo esperimento di cultura di frontiera. E allora, nel darvi il benvenuto a nome di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia qui a Villa Manin, la reggia della Repubblica di Venezia, la più imponente tra le ville venete, ci tengo a ricordare che per noi terra di confine la visione culturale per il futuro è proprio quello della cultura di frontiera. Ecco allora perché questa mostra non a caso si intitola Confini da Gauguin a Hopper, e questa sera siamo qui per celebrare un successo, come diceva prima. La mostra chiude domani e stasera, l'ultima notte dei confini, è un riconoscimento di questi 130.000 visitatori che per 6 mesi hanno riempito Villa Manin, ma anche bar, ristoranti, negozi a decine di chilometri di distanza, e hanno permesso a un territorio di essere consapevole delle sue potenzialità e delle sue opportunità, perché solo assieme possiamo continuare a volare ancora più in alto. E allora, se stasera vogliamo con questa festa celebrare questo successo, credo a nome della Regione siano dovuti dei ringraziamenti agli artefici di questo successo. Allora, prima di tutto a ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale che gestisce il complesso di Villa Manin, che ha organizzato la mostra. Ringraziamento alla sua direttrice generale, la dottoressa Lidia Alessio Verni, che è qui con me, a lei, per tutti i dipendenti che hanno la fortuna di fare un lavoro straordinario nel campo della cultura, affascinante, ma lo fanno con passione e con dedizione, credo gli vada dato pubblico merito. E poi un ringraziamento anche a Linea d'Ombra, che è la società che ha gestito per conto di ERPAC, ideato e organizzato questa mostra, e naturalmente al curatore, il dottor Marco Goldin. E stasera con i ringraziamenti l'occasione è anche per ringraziare tutti quanti hanno contribuito a questa serata, e quindi ancora una volta ERPAC, ancora una volta Linea d'Ombra, ancora una volta Goldin, ma anche l'UMPLI del Friuli Venezia Giulia, l'associazione tra le Proloco, che di questo evento multisensoriale si occupa della parte del gusto e del sapore, anche a Lorenzo Danteferro, che è una delle eccellenze del nostro territorio, uno dei nasi più famosi e bravi del mondo, e ovviamente si occuperà della parte olfattiva. Un ringraziamento anche al comune di Codroico. Qui con noi c'è stasera il vice sindaco Trevisan, perché ci ha garantito un'assistenza logistica. Un ringraziamento anche alla conduttrice Alexis, ai musicisti che suoneranno, a chi interverrà dopo di noi, e ci saranno alcune sorprese, ai tecnici, al service, insomma, come si dice in questi casi, a tutti quanti hanno collaborato al successo di questa serata, che, come dicevo, ha l'obiettivo di vivere un'esperienza culturale. E direi che la cultura piace anche vedendo così incredibilmente piena la piazza rotonda tra le due frontali esedre. Ecco, che ha l'obiettivo sì di essere una serata piacevole. Il piacere sì è quello della musica, dei colori, dei profumi e dei sapori, ma è soprattutto
del piacere di stare assieme, perché quando si sta bene assieme si può socchiudere gli occhi e evadere per un istante nel magico incanto dell'impossibile, ed è questo il confine tra il ricordo e l'immaginazione del ricordo. C'è nella mostra un quadro di Munch che si intitola Notte stellata, vedete le stelle nel frattempo aumentano. Ecco, allora a proposito del confine tra ricordo e immaginazione, questa può essere una di quelle notti passate assieme con un bicchiere di vino e con della buona musica sotto le stelle che ci si ricorda per decenni, oppure, se si preferisce, questa può essere l'occasione per ricordare una notte stellata di tanti anni fa. Anche allora, come stasera, c'erano le stelle, anche allora c'era un bicchiere di vino, anche allora c'era una bella canzone e c'eri tu. Benvenuti, grazie per essere qui con noi e buon divertimento. Grazie al vicepresidente della regione Mario Anzil, l'assessore con una delega alla cultura e allo sport della regione Friuli Venezia Giulia. Dicevamo che è una serata dedicata alle eccellenze del territorio. Il vicepresidente ha annunciato delle sorprese, siamo Codroico, abbiamo vicino Rivolto, è presente la base delle frecce tricolori. Quando arriviamo qui le vediamo sfrecciare, è un orgoglio nazionale, e questa sera ci regala una sorpresa il comandante delle frecce tricolori, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco. A lui l'applauso, è il 26° comandante della pattuglia acrobatica nazionale. La formazione delle frecce tricolori si siederanno nella nostra regione a Grado il 7 giugno, il nostro vedoro il 25 milioni, noi non vediamo l'ora di vedervi. Buonasera, grazie per essere qui. Buonasera a tutti. Intanto voglio dire che la serata è bellissima e il punto di vista di qui è veramente magico. Grazie alla regione Friuli Venezia Giulia, grazie al suo vicepresidente Anzil, ringrazio la dottoressa Verni, ringrazio il curatore della mostra Marco Goldin. Grazie perché penso che con la sua mostra abbia portato e dato respiro internazionale all'arte. Villa Manin è il posto perfetto perché è arte, storia e spettacolo. Non sono qui da solo, sono qui insieme ad altri 2 piloti, il maggiore Giovanni Morello, Poli 5 per la stagione 2026, e il capitano Emanuele Bernuzzi, Poli numero 7 per la stagione 2026. Grazie per il vostro affetto. Villa Manin non è soltanto luogo di arte, spettacolo e storia, ma è un posto di affetto per la pattuglia acrobatica nazionale. Noi siamo qui vicini di casa ed è la cornice perfetta per tutti i nostri voli quotidiani. Quindi la pattuglia acrobatica nazionale, l'acrobazia aerea nasce qui in Friuli, a Campoformino agli albori degli anni 20, e la pattuglia acrobatica nazionale è qui dal 1961. Qui proprio a Villa Manin abbiamo festeggiato anche il nostro 65° anniversario in una serata altrettanto speciale proprio qui in Villa Manin. E la pattuglia acrobatica nazionale è patrimonio di tutti gli italiani, ma chiaramente il Friuli Venezia Giulia è per noi casa, è per noi l'affetto di una famiglia, quindi questa serata risulta per noi veramente una serata speciale, quindi auguro a tutti voi un buon proseguimento e una serata che sia magica. Grazie davvero al colonnello Franco Paolo Marocco per essere stato qui a introdurre questa serata. Ed è arrivato il momento di chiamare sul palco l'autore di questo successo, che è riuscito negli spazi restaurati delle sede di Levante a portare ben oltre 120 opere provenienti da importanti musei europei e statunitensi, collezioni private. Il curatore della mostra Confini, da Guggenheuer, il dottor Marco Goldin. Buonasera, benvenuto. Facciamo sentire questo applauso. Buonasera a tutte e a tutti. Per me è un momento molto, molto bello, naturalmente, perché questa mostra, che si chiude domani, è durata 6 mesi,
e come mi è capitato di scrivere recentemente, è forse la mostra che mi ha connesso di più con i visitatori, tantissimi. Non è facile, come potete immaginare, portare 130.000 persone in un luogo meraviglioso, così suggestivo, ma fuori dagli itinerari naturalmente, con tanti problemi di trasporti. Bisogna venirci a Villa Manin. E quindi, al di là però di questo numero straordinario, la cosa più bella è avere sentito, avere incontrato tantissime persone che sono venute a vedere questa mostra 2, 3, 4 volte. Anche oggi pomeriggio, arrivando qui, ho trovato alcune di queste persone che mi hanno detto è la terza, è la quarta volta, una persona mi ha detto addirittura è la quinta volta che vengo a visitare questa mostra. C'è stata, per quanto mi riguarda, davvero una connessione forte, fortissima di spirito. È una mostra un po' come sempre mi è capitato nel corso della mia vita, ne ho fatte tantissime, anche molte di carattere così ambiziosamente internazionale, però credo che assieme ad un'altra questa sia la mostra davvero più personale che io abbia mai curato nella mia vita, una mostra che è costata per il mio lavoro oltre 2 anni e mezzo di preparazione. Non è come magari qualcuno di voi può immaginare che sia sufficiente prendere in mano il telefono o mandare una mail e ordinare X numero di quadri da un museo o da un altro, di un autore piuttosto che di un altro. Non è così. È un lavoro lungo, paziente, certosino, che si fa giorno dopo giorno, dialogando con i musei di tutto il mondo, e alla fine le 130 opere che sono state ricordate arrivano da 42 musei, appunto, sia americani sia europei. Credo che sia uno straordinario punto di partenza per un nuovo programma espositivo che la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ERPAC hanno intenzione di posizionare in questo luogo meraviglioso. Credo che tutti noi dobbiamo ringraziare la Regione stessa per avere riqualificato, con una spesa importante, con ogni evidenza lo si comprende, avere riqualificato l'esedra di Levante di Villa Manin. È oggi un luogo adatto, adattissimo ad ospitare mostre di questa caratura. È un luogo di grande suggestione, lo vediamo adesso, guardiamolo tutti insieme, splendidamente illuminato tra l'altro, e è fascino da solo. Io ricordo quando alla fine di settembre dell'anno scorso cominciarono ad arrivare i primi quadri, l'entusiasmo dei curatori dei musei sia americani sia europei che arrivavano qui con le casse, con i loro quadri, di fronte a questo luogo, a questo spazio, del quale ci si innamora evidentemente. Alla fine sicuramente noi raccontiamo e contiamo un successo. Anticipo solo 2 o 3 cose che poi dirò lunedì mattina nella conferenza stampa che faremo per dare i dati di questo successo. Abbiamo avuto visitatori da tutte e 20 le regioni italiane, abbiamo avuto visitatori da 95 delle 107 province italiane, quindi praticamente da tutta Italia, e un dato molto interessante, abbiamo avuto visitatori, numero tondo, da 30 nazioni estere. Sono numeri importanti, sono provenienze importanti. Certamente la provincia di Udine ha fatto la parte del leone, è chiaro, ma c'è stata veramente una provenienza multipla che ha fatto sì che questa esposizione diventasse una delle esposizioni più importanti non soltanto in Italia ma in Europa nel corso della stagione 2025-2026. Quello che io mi porto via è un profondo sentimento di emozione, anche pensando a come questa mostra è iniziata, alla persona alla quale
questa mostra io ho proposto all'inizio, sono esattamente 4 anni fa, era in realtà un po' meno, era l'estate del 2022 e arrivava dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal suo presidente, la richiesta, l'idea di fare una grande mostra internazionale all'interno del programma di Nova Gorizia e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. E questa proposta di fare una mostra, non si sapeva allora quale sarebbe stata, e prima poi degli incontri che abbiamo fatto nella primavera del 2023 assieme al presidente Fedriga, assieme al vicepresidente Mario Anzil, che io voglio ringraziare sentitamente per la vicinanza con la quale ha accompagnato questo percorso, però mi piace ricordare questa persona, ma io credo che molti di voi lo ricordino, Enzo Cainero, che è stata una persona molto importante anche per questa villa, e avevo fatto assieme a lui alla metà degli anni 90 e poi a cavallo tra il 2009 e il 2012 delle mostre, soprattutto quelle tra il 2009 e il 2012, di grande successo qui. Io penso che lui sia contento questa sera, non è qui con noi, ma sono sicuro che ci ascolta, che ci sente, perché quella bella visione di una villa che era insieme propulsione verso il futuro, ma anche racconto delle cose che stanno attorno, ed è stato bello quello che ha detto il vicepresidente prima. Una notte stellata è questa, ma è quella che tanti di noi hanno vissuto, tutti abbiamo vissuto in altri tempi, in altri momenti, in altri luoghi. Ma stasera la stiamo vivendo qui tutti insieme. Bene, quella prima proposta l'avevo fatta proprio a Enzo Cainero, il quale poi l'aveva trasferita ai vertici della regione Friuli Venezia Giulia. Per cui questo sentimento che è legato a questa mostra, a questi pittori, a questo viaggio, il tema è quello del confine, un confine che non è soltanto spazio fisico ma è anche luogo dell'interiorità. Tutto questo ha generato, io credo, un percorso fatto di emozione e conoscenza in tutti i visitatori, e io penso, l'ho sempre pensato fin da quando ero ragazzo, che soltanto coniugando queste due cose meravigliose, l'emozione e la conoscenza, noi possiamo davvero, ognuno nel nostro modo, entrare in contatto con gli altri. E io sono contento di essere entrato in contatto grazie alla regione Friuli Venezia Giulia, grazie all'ERPAC, di entrare in contatto con così tanta gente che è venuta a visitare questa mostra, Confini da Gauguin a Hopper. Grazie. Grazie davvero al dottor Marco Boldini, mi faccio io portavoce degli oltre 100.000 visitatori per dire grazie davvero per le emozioni che ci ha fatto vivere visitando questa splendida mostra. Ed ora la protagonista è la musica con l'ensemble dei Wiener Symphoniker, che proporrà un viaggio tra tradizione classica e contaminazioni contemporanee, accostando autori come Bach, Strauss, su questioni provenienti dai Balcani e del Medio Oriente. Wiener Symphoniker, non so, io non li ho ancora visti, ma mi hanno detto che hanno fatto spettacolo già dal pomeriggio. Li chiamo il violinista Stefan Pochhacker, il clarinettista Martin Reiner, il violoncellista Michael Kunter e il fisarmonicista Bogdan Lapidi. Suoneranno melodie ispirate dalla mostra. Buonasera, benvenuti. Loro poi si collocano e prendono il loro posto e vi racconto come parte il loro programma musicale con Rose Cavalier aus dem Süden di Jonathan Strauss e Richard Strauss, musica raffinata e nostalgica che riflette un mondo sul confine tra splendore e dissoluzione. Poi ci sarà la De Tanz di Johann Schrammel, qui si entra nella traduzione popolare viennese di fine Ottocento. Il lead Opera 23 di Henrik Wolfgang Korngold segna un cambiamento, dalla dimensione esterna si passa all'interiorità. Vi lasciamo con i Wiener Symphoniker.